A Natale regala la tua terra è una sorta di slogan significativo e pieno di ottimismo posto al termine di un cartello che impazza sui social. Colui che lancia il messaggio trattiene con le mani un annuncio scritto a mano su un cartoncino che con l'avvento delle festività natalizie e i conseguenti seppur poveri acquisti che i siciliani e gli italiani in genere faranno è finalizzato a sostenere le economie locali. L'esortazione è questa: per i tuoi acquisti di Natale scegli la piccola distribuzione, le attività commerciali del tuo paese, i piccoli produttori del tuo territorio. Avrai più qualità, più contatto umano e in più contribuirai a sostenere l'economia locale. Tutto vero, anzi verissimo, perché se si riesce a guardare in prospettiva futura, sostenere le piccole imprese locali può avere forti ripercussioni intanto sul presente, garantendo sopravvivenza a tante attività commerciali che diversamente si unirebbero al triste spettacolo già visibile ovunque delle saracinesche abbassate. Mantenere in vita le aziende locali significa anche offrire opportunità di lavoro, posti di lavoro ed un commercio con tutto il suo indotto che cresce necessita di impegnare nuove unità lavorative. Dunque, in prospettiva significa futuro, significa possibilità per i giovani di non fuggire, di professioni specializzate che possono offrire consulenze e opportunità ad un mercato che cresce e necessita di aggiornarsi, disegnando così il nostro territorio da arido in fertile e produttivo. Ecco perché sostenere le imprese del territorio è un investimento che nel tempo può ritornare nelle tasche di ciascuno. Dunque, a Natale teniamo in forte considerazione la possibilità di acquistare nelle piccole botteghe delle nostre città, sempre che le stesse mantengano uno standard di cifre accattivante e che non impongano prezzi talmente alti da fare propendere gli acquirenti verso i concorrenziali acquisti online o la grande distribuzione.